Silenzio, grazie. Do la parola all'ingegner Massimiliano del Regolamento. Prego. Sì, no, buonasera e ringrazio anche comunque il generale e il sindaco l'assessore del nostro presidente Angelo Costa dell'amministrazione delegato del partecipare scusate il microfono, sì. E diciamo che ci siamo noi a raccontare un attimo come è andata. Ovviamente non entro minimamente in quello che è successo prima del 1 gennaio perché non è una cosa che riguarda il regolamento. Allora, a Rivamento diciamo due punti fondamentali. Uno, appunto come accennava anche il sindaco, ai sensi di quello del regolamento europeo, il 1370, ha acquisito questo servizio provvisorio emergenziale a seguito di una manifestazione di interesse e una precisazione anche rispetto a quello che è stato detto, gli orari e il servizio che abbiamo messo a terra dal 1 gennaio sono in realtà stati il programma di esercizio contrattualizzato e concordato con il comune, quindi era, diciamo, noi abbiamo eseguito quello che era stato contrattualizzato. È chiaro? Per piacere? È chiaro che... Dopo non preoccuparti, stai tranquillo, sta spiegando. Se ti interrompi non te ne fa capire niente, no? Se no parla più. Stiamo in religioso silenzio. No, perché diceva quello che è contrattualizzato. Sì, diciamo che il programma di esercizio ovviamente è un allegato del contratto. Diciamo che un colpo d'arrivo se il sindaco fa sto contratto. No, diciamo che dopo sono arrivate una serie di richieste, insomma, raccolte sul territorio anche dall'assessore che con i dovuti tempi tecnici perché il... Scusi, ma si possono fare foto mentre siamo in aula o... Chi sta facendo foto? La signora... altri che fanno riprese vanno bene, la segreteria del sindaco che fa la foto al banco che fa... Ah, ti fai la lista dei così contrari come Brugnaro, no? Ci schedate. Mi dispiace, Facciamo la lista come Brugnaro, silenzio, grazie. Allora, riprendo. Dicevo, il secondo punto in realtà è che, come è stato detto anche dal sindaco, questo è un contratto di natura provvisoria emergenziale. La durata, la scadenza naturale del contratto è al 31/12 del 2026, auspica appunto che a quella data si possa essere andati in gara. Sicuramente siamo i viatori, quello che avete chiaramente interessati a partecipare alla gara, come forse saranno tanti partecipanti, e si vedrà se vorrà aprire un nuovo capitolo dopo. Diciamo che abbiamo cercato di avere un approccio più serio possibile nell'affrontare, più professionale possibile nell'affrontare questa avventura. Ci sono stati tutta una serie di problemi fisiologici dovuti all'assemblare personale che proveniva appunto da aziende mettere insieme in servizio, una flotta che veniva, insomma, prendevamo in carico in questo momento, problemi anche di conoscenza della viabilità della città, eccetera. Credo che però chi conosce veramente questo settore, immagino che ci siano diverse persone che vengono dal settore del trasporto pubblico locale, si renderà conto di che impresa, diciamo, è stata a mettere in piedi un servizio di questo tipo. In realtà è vero anche che pur avendo una prospettiva di soli 2 anni ha investito su questo servizio perché abbiamo acquistato e stiamo per mettere in servizio degli autobus provenienti sempre dal nostro mondo a Riva, quindi 4 autobus 12 metri urbani che insomma faranno parte del servizio per 30 giorni. Abbiamo assunto 3 autisti, stiamo cercando di assumerne altri per compensare, diciamo, le necessità del servizio, per cui la posizione di Riva è chiara, un approccio rigoroso, trasparente, anche cercando di fare fronte per quanto abbiamo potuto, perché ci sono state comunque diverse revisioni del nostro programma di esercizio e non è una cosa banale, nel senso che rivedere il programma di esercizio di un'azienda
ha tante sfaccettature e tante implicazioni che magari chi non è del settore non può conoscere per ovvi motivi, ma sono operazioni veramente molto complesse, per cui diciamo che siamo riusciti a fare fronte a tutta una serie di difficoltà. Adesso il servizio è pressoché stabilizzato, dobbiamo rivedere alcune cose, ma diciamo che arrivano a una relativa stabilità, per cui niente, diciamo, credo di aver risposto, immagino, all'input iniziale dell'assessore. Se ci sono domande più specifiche rispondiamo. Comunque ringrazio di nuovo per l'opportunità e appunto con l'auspicio che in questi 2 anni poi si arrivi alla gara che segue, che possiamo ragionare su prospettive diverse, come l'assessore ha detto in una presentazione. Molto bene.